È il dubbio, l'incertezza che tormenta l'anima. Nella vita e nella morte ci sono le cose vere e le cose supposte. Le cose vere mettiamole da parte, ma le supposte dove le mettiamo? Direi che per il momento accantoniamo le supposte. Sì. Accantoniamo le supposte, ma siamo di nuovo con Antonino Danna per questa piccolissima rubrica che durerà una settimana, sarà un fuoco fatuo, meravigliosamente fatuo. Però, siccome Antonino si è occupato delle cose vere fino a questo momento in rassegna stampa, io gli chiedo delle cose supposte. La sua supposta di oggi qual è? Insomma, che idea ti sei fatto del mondo oggi, facendo la sintesi, facendo delle supposizioni e quindi elaborando una supposta, giusto? Buongiorno, dottor Cainarca. Scusate, ma il dottor Danni è andato un attimo a pigliarsi un caffè. Io sono Onofrio Passaquindici, il perito. Ecco, Buongiorno. dica, lei ha ascoltato tutta la rassegna stampa del dottor Danna, Sì. quindi la sua supposta qual è oggi? La mia supposta è che sostanzialmente diciamo che c'è bisogno. No, allora, per favore, passa 15. Scusa Giulio, c'è questo qua che ogni tanto si infiltra nelle cose. Ma io parlo Intanto, con buongiorno. tutti e tutti metto sullo stesso piano, come tu avrai Mi capito. sembra Quindi giusto, Giulio, sono ecumenico, più bravo, che democratico, esattamente ecumenico. Quindi mi va bene il Passa 15, mi va bene il dottor Danna, mi va bene Donna Spre, tutti mi vanno bene. Allora, senti, no, la Purché mia mi supposta. infilino la supposta giusta oggi. Ora qui sta diventando un'amicizia particolare, cazzo. Mi infilino in senso metaforico, naturalmente, perché stiamo parlando di idee, di concetti, di Sì, realtà, però io di voglio cose citare vere. qui, voglio citare Gene Gnocchi quando diceva che lui aveva fatto per anni il collaudatore di supposte e sottolineava che è importante il rapporto tra te e chi te le mette. È E ovvio. lui diceva che a lui le metteva uno di Ferrara, bravissimo, che però alla millesima supposta si slogò il polso e non fu più lui. Ecco, Detto questo, invece prima era Totò Peppino e la bella vita, una scena mitica esatto. che poi la battuta di Totò verrà ripresa in miliardi di volte. Lì era una medium che faceva questa battuta sulle cose vere e le cose supposte. Allora, adesso parliamo serissimamente, Sì, perché la supposta è anche seria, è una roba seria, non c'è da ridere. esatto. E quindi diciamo oggi, facendo la strasintesi, Facendo una strasintesi, che io aria direi tira oggi? Qual è la supposta di oggi? la supposta di oggi è che tira aria di supercazzole per quanto riguarda l'Ucraina, con Putin che cerca di guadagnare tempo e sembra veramente Però il mi è ballo. piaciuta una cosa, che lui ha proposto di fare il vertice a Mosca. Sì, appunto. A me piace, Però, questa idea piace. però anche a me, però sai, il concetto è che sembra veramente il ballo di fine anno coi ragazzi da una parte e le ragazze dall'altra. Chi è che comincia a ballare? Poi stamattina, prima di andare in onda, io sentivo su un'altra emittente gente che addirittura si diceva: ma come potrebbe Zelensky stringere la mano a uno come Putin? Ecco, quando riduciamo la politica e anche la realpolitik, perché questo è il punto, la realpolitik, quando noi riduciamo la realpolitik a chiederci se si stringono la mano oppure no e dov'è che vanno a fare il vertice, vuol dire che siamo veramente a dei livelli di Temino dei buoni sentimenti e di Miss Italia che dice che vuole la pace nel mondo. Parliamo di realpolitik. La realpolitik è che c'è questa proposta di trilaterale. Trump mi pare che si stia preparando a lavarsene le mani perché comunque il massimo di garanzie che lui ha offerto è quella della difesa dei cieli ucraini. L'Europa, come dice giustamente Joschka Fischer oggi sul Corriere della Sera, non conta niente, non è in grado di avanzare una forza o di rappresentare davvero un ruolo di potenza e di dare delle garanzie da far rispettare. E poi per finire c'è questa cosa che l'America con una mano continua a fornire le armi, con l'altra dice vedete di parlarvi tra voi, i russi che dicono sì ma dobbiamo andare per gradi perché qui dobbiamo fare un trattato di pace richiede mesi se non anni per essere steso. Quindi mi sembra che qui siano tutte supercazzole per continuare il più possibile
a strappare terreno, vedere di raggiungere quantomeno una vittoria e poi dire vabbè, la chiudiamo qua, datemi questo, pari e patta. Allora, Prima secondo cosa. il dottor Danna, la supposta internazionale è fatta di acqua Sì, fresca. Allora, qui esatto. bisogna introdurre un'altra supposta, quella domestica, quella interna, nazionale. Ecco, La vengo al supposta dunque. italica? Allora, la supposta italica sarebbe troppo facile parlare di tutte le polemiche che sono in corso sui vaccini, sul NITAG e sul Sui ministro vaccini. Schillaci. Ma c'è ancora Sì, gente sì. che parla dei vaccini. Guarda che è un argomento pericoloso, eh? Dopo ti arrivano anche delle cose spiacevoli se parli di quell'argomento lì. Ma io me ne occupo infatti soltanto come cronista, per cui l'unica ma lascia cosa... perdere, ma cosa te ne frega? Ma infatti io ho detto che sarebbe troppo scontato parlare di questo, invece parlerò di un'altra cosa. Ed è grave quello che ha detto oggi Gratteri a Repubblica, commentando l'evasione fallita che c'è stata l'altro giorno in Campania. Cioè, quando uno che ha esperienza di procura nazionale antimafia, uno che in Calabria ha combattuto l''ndrangheta, prende e dice nelle carceri comandano i boss, questa è una presunzione di espiazione della pena, presunzione di diritto, presunzione di colpevolezza e così via. Così, nelle carceri in generale, in assoluto, o in alcune Lui carceri? Allora, lui ha detto sostanzialmente no, lui parlava delle carceri in Italia e dice questa cosa, dice che c'è sostanzialmente il sistema organizzativo nelle carceri ha portato al progressivo controllo delle carceri da parte di detenuti di alto spessore, i quali ordinano ai più deboli una serie di favori. Può essere l'ambasciata all'esterno, trasporto di cellulare, custodia di Sì, un'arma, però intendo dire non nelle carceri dove stanno i tutte le mafiosi carceri. classici, in generale. In Italia così, dice lui. Sì, esatto, così dice lui. Vabbè. E la cosa comunque è abbastanza grave perché nel momento in cui un giudice dice che nelle carceri lo Stato non c'è, dopo allora uno dice scusa tanto, ma allora lo Stato a che cosa serve? Lo Stato a che cosa serve? Se io devo denunciare il boss mafioso, il giudice lo condanna e quello da dentro il carcere continua a comandare e magari mi fa mandare un picciotto che mi fa sparare, mi fa dare fuoco alla casa, alla macchina, quello che vuoi, allora io che t'ho denunciato a fare? Beh, insomma, comunque, va bene. Gratteri a me non mi piace tanto perché ha detto tante cose e ha fatto molto meno di quello che ha detto, però insomma mi sembra un parolaio, se devo dirla, se devo fare la mia supposta sintetica, diciamo Beh, così. diciamo che a me lascia perplesso il fatto che se ne vada in televisione a predicare sulla 7. Io credo che un magistrato debba parlare con le sue sentenze e basta, ma io ho un'idea diversa di Beh, poi magistrature rispetto ad alla altri. fine poi gli dà addosso al governo, come da copione, perché dice Sì, questi qui mi sono ricreduto, volevano fare, ma il controllore non vuole essere controllato e questo va a danno di tutti noi. Quindi alla fine sì, siamo sempre là. Andiamo nel calderone del dargli addosso al governo, che non esattamente. fa mai male, no? Perché è uno standard, è un topos delle questioni all'italiana. Però certo questa qui che nelle carceri comandano i boss è carina, farà discutere, non servirà a nulla, perché non porterà a nulla, farà discutere un po', 3-4 giorni, lui si becca la sua dose di popolarità e finita lì. La sua supposta ce l'ha rifilata a noi un'altra volta. Va bene. Infine, Infine? infine ho due 3 cose. supposte, 5, 4 supposte oggi, Ne ho assai bestiale. di supposte oggi. Qua Eh, bisogna poi ricorrere a qualche emolliente, diciamo così. Allora, da una parte io voglio salutare Giulia Sorrentino del Tempo, che è stata gradita ospite a Capitaneria Mhm, di Porto, perché sta raccontando con coraggio l'Islam in Italia. mhm. Il fatto che Sala, il PD, vezzeggino questi della moschea abusiva di Via Padova e addirittura chi gestisce questa moschea, secondo quanto scrive oggi Giulia Sorrentino, e risulta, secondo il Tesoro USA, tra i finanziatori di Hamas, beh, direi che sottomissione il libro di Ullebec si stia avverando. E E l'ultima voglio... cosa, perché abbiamo 30 secondi? Sì, l'ultima cosa, io oltre a salutare Anna Cisint, che invece è stata minacciata che le taglieranno la gola proprio per la lotta alle moschee abusive, io voglio elogiare l'eroe che a Il Brescia di minacciatore notte... ha un nome e cognome? No, sul giornale non c'era. Eh. Eh, Però comunque è un Però è pakistano individuato, è radicalizzato. individuato. Sì, sì, Ah. è individuato Mm. ampiamente, c'è tanto di denuncia. Domani, tra l'altro, Anna Cisinte sarà ospite alla Mhm. rassegna stampa. Io voglio elogiare
il P-Tour a Brescia, che di notte questo in bianchino va in giro camuffato a ricoprire i graffiti nella Leonessa d'Italia. Negli anni 60 la moglie di Lyndon Johnson, Lady Bird, lanciò la Beautification, la campagna per abbellire l'America con i fiori. Ecco, secondo me quest'uomo è un eroe, meriterebbe anche un riconoscimento tipo una medaglia o il titolo di cavaliere. Bene, Antonino, grazie per le tue supposte e ci congediamo con un'altra riedizione della famosa battuta di Totò. Buona mattina anche a te. Grazie, vado a mettermi la supposta. Ciao. Ciccio, suppone che tu fossi al posto suo, che faresti? Io non suppongo, guarda la realtà, alle cose vere. D'accordo, ma un po' di fantasia ci vuole. Vedi, nella vita ci sono le cose vere e le cose supposte. Le cose vere le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo?